Italjan Gianni Pitella, President tas-Soċjalisti u Demokratiċi fil-Parlament Ewropew, stqarmana li r-radikaliżmu m'għandux jaqsam xejn mal-Iżlam moderat. Minkejja li ISIS jimmilitaw fil-Lvant Nofsani, it-terrur jinħass anka mill-kontinent Ewropew. Perché una cosa è l'Islam moderato verso cui noi possiamo portare rispetto. E una cosa è il fanatismo religioso che sconfina nella guerra, nel conflitto e nel terrore. Quindi l'Europa è minacciata e l'Europa deve agire. Il-President stqar li l-Ewropa għandha tkompli taġixxi billi tipprovdi lil poplu Kurd b'munizzjon u apparat teknoloġiku effiċjenti. Għandha tkompli toffri l-għajnuna umanitarja l-eluf li qegħdin isofru. Hemm bżonn li tmexxija ġdida Irakena tiġi mejjuna biex fid-deċiżjonijiet li tieħu tinkludi l-kuntest reliġjuż u politiku vast tar-reġjun. Dan b'kuntrast ma' tmexxija preċedenti li kienet teskludi l-poplu Sunni u li wassal għal ftehim mal-Qaeda u l-formazzjoni tal-ISIS. Dan kollu stqar Gianni Pitella qed jiġri viċin ħafna ta' xtajta Ewropej u mhumiex biss dawk fil-Lvant Nofsani illi qegħdin jissimpatizzaw mal-ISIS. Ma questo cancro, questo virus, è un virus che si estende e che contagia anche molti cittadini europei. Attenzione che ci sono molte persone che stanno andando dall'Europa all'Iraq, alla Siria, per rafforzare il movimento dell'ISIS. Għal-President tas-Soċjalisti u Demokratiċi, l-ISIS jaf ikunu theddida akbar mill-Qaeda. Questo movimento è più pericoloso, credo, di Al-Qaeda.